Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Siamo dopo 32 anni, siamo andati su Formula 1, dai, alleniamoci un po' per il nuovo F1. E niente, vi faccio un po' vedere sotto un po' avanti con la carriera. Sono la Force India. Siamo ottavi con 81 punti, sono 2 o 3 gare che sono in Force India. Vi faccio vedere i risultati della stagione. Stagione 1 l'abbiamo fatta insieme, la 2 ci siamo fermati, mi sembra. ehm, Scusate, bevo un po' d'acqua. Siamo fermati in Azerbaijan. E dopo ho fatto un quinto posto in Spagna, un 20° a Monaco, ottavo in Canada, quinto in Francia, ho vinto in Austria, nella mia seconda gara in Force India, in Racing Point, vabbè, e sesto posto in Gran Bretagna. Adesso siamo in Germania, siamo sempre in difficoltà 90, sapete che è la mia difficoltà. Vabbè, ci sono i cazzo di trofei, quindi insomma niente di che, non ho fatto moltissime gare in realtà. Adesso qua mettiamo un attimo a posto la situation, perché abbiamo la macchina un po' finita, quindi per la gara è bene. Ok, come abilità, sì, come abilità, come sviluppo, guardate, c'è la Racing Point al primo posto, è anche abbastanza in fuga, la Mercedes è un po' crollata, mi ero stufato di stare in McLaren sinceramente. Stiamo sviluppando alla grande la monoposto, abbiamo in corso due del motore e uno dell'aerodinamica per portare la macchina al top. E niente ragazzi, ci facciamo le qualifiche in Germania, adesso la gara sarà solo al 25%, senza tagli. Ho messo la mod dei danni, teoricamente giusta per 25%, vediamo se è troppo, mettiamo quella un po' più bassa, se no non è che possiamo finire in 3 la gara. E niente raga, andiamo. Una posizione migliore. Sì, Vedi di anch'io, sfruttare siamo appieno ottavi la raga, vabbè, posizione. allora facciamo la strategia. Allora, vediamo, va bene così. Ok, perfetto, vediamo anche la mod dei danni. Vabbè, facciamo 25% per poter fare più gare, perché purtroppo il problema della schiena, ho mollato F1 e mi dispiace. Questo gioco forse è anche il migliore della serie, con i trasferimenti, tutto, però è andata così. Andiamo a fare qualche gara, visto che mi avete chiesto in tanti, allora per ricarburare per F1 20, andiamo. Ok raga, andiamo. E si parte, Gran Premio di Germania. Vediamo che succede con la mod, con tutto. Ok, passiamo e passiamo. Non siamo morti in partenza, già questo è tutto. Germania non è una gara favorevole, però con la macchina che ho devo fare almeno un quarto posto in qualifica, minimo. La scuderia vuole il terzo posto minimo in gara, sarà abbastanza impossibile, cioè sarà dura, non impossibile. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Non serve far tutto di corsa subito, ora. Sì, no, ho preferito tagliare la curva se no lo beccavo, devo prendere, mamma mia, sono leggermente fuori fase. Però qua al primo contatto ti ritiri praticamente, perché con sta mod non solo la CPU, ma anche noi siamo molto più vulnerabili. La mod l'ho messa su realistic, quindi so cazzi. Bisogna superare quando siamo sicuri. Mamma mia, devo prendere no le misure di più. Ricordo sempre che la difficoltà è 90, quindi è una difficoltà comunque importante per il cume. Ok. Primo giro andato. Però siamo ottavi, non va Ho bene con alcune questo. informazioni su Butler. Sembra che abbia un problema. Problema per Butler intanto. Problema per Butler. Però con la macchina migliore è grave essere ridotti all'8° posto con Gasly avanti così tanto. Io capisco che non gioco da mesi, però non va bene. Il motore dà qualche segno di cedimento. Bene. La potenza ne risentirà. Sì, lungo, ma no, raga, proprio non ci siamo minimamente per il momento. No good. Devo cominciare anche già a recuperare benzina. Niente, proprio non sto in pista neanche rettilinea, bene.
No, no, ma benissimo, tutto regolare. Meno, no, dobbiamo ripartire, se no con F120 facciamo figure di merda atroci. Peggio di MotoGP. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS disponibile da adesso. Ma siamo molto lontani noi però. Non me l'aspettavo proprio questa, sinceramente. Abbiamo solo Weber dietro, gli altri sono molto... Gli altri hanno perso tanto, c'è da dire. Se ne mi supera Weber, proprio così. Vabbè. Va bene. Nono posto addirittura. Sono scandalizzato tutto ciò. Sono schifato più che altro e... Mi supera chiunque. Comunque nessun ritiro, quindi quantomeno la modo non sta creando i ritiri su ritiri, questo è importante. Ho messo realistico, quindi sarebbe più favorevole per, come si dice, ritiri con gare dal 50 al 100%, però comunque c'è più sensibilità rispetto alla simulazione, diciamo, di base. Vedremo, staremo a vedere. Perché se metto medium, praticamente finiamo in 4 la gara e non è il caso. Però noi stiamo facendo schifo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DNF. In realtà non siamo lontani, perché chiaramente non lo siamo. Ma non riesco ad avvicinarmi. Spingiamo sta Force India che non è un catorcio proprio per niente, anzi è la miglior monoposto come prestazioni. Qua ho guadagnato tanto. Dobbiamo riprendere la mano, però fiori di brutto anche. Certo, fare delle qualifiche più decenti. La sosta è prevista dal 6° al 9°. Io direi di andare subito. Non mi posso permettere di andare con le gomme non al massimo. Ok. Beh, c'è. Qualche posizione dobbiamo riprendercela però, dai ragazzi. Oh, miglior settore anche assoluto, cioè siamo noni. Qua il quadro non cosa, signori. Ci siamo ripresi le posizioni su Weber. Ok. La carica della batteria è bassa. Diminuendo l'erogazione delle RS possiamo raccogliere più energia. Dai però. Sembriamo veramente dei cioccolatai, che cacchio. Abbiamo già vinto con la Force India sull'altro Formula 1. Ok. In questo giro, Sì, vado subito. Box in questo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro. Andiamo subito che è meglio, perché non mi posso, ripeto, non ho il passo per stare in pista di più. Purtroppo. Bella, la mod dei danni è bella, finora nessun ritiro, molto good. Non ci credo, guarda come cazzo mi ha superato. Tanto yellow flag. Bandiera verde. Magno sei fuori appena detto e Kevinaccio è fuori. Appena detto, incredibile. Devi rientrare ai box a questo giro.
Ok, ah, porca sfiga, vai box anche Weber, ho perso la posizione così, mamma mia. Vai. Non proprio una gran gara. Fuori, esci ora. Purtroppo non lo superiamo i box. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Se vogliamo recuperare dobbiamo fare una seconda parte in maniera devastante. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Chiaro che le gare a 25% non mi piacciono, però se vogliamo farne di più devo fare questa distanza. E non la voglio scaricare la modo onestamente F20, tanto tra poco esce. Qua c'è ancora la macchina parcheggiata di Magnussen. Lungo, no. So vedrà quanto perdo tempo con tutti i pazzi per Giovinazzi, ma zio Ken. Sergio sta effettuando una sosta per Sergio. Guarda che roba, Varda Giovinazzi, lo scandalo di uomo. Mamma mia quanto sto rischiando, ma devo superarlo Weber, dai, madonna. Guarda come mi chiude, guarda come mi chiude. Guarda come mi chiude ragazzi, incredibile. Sembra Petrov Alonso. Devo anche abbassare l'erogazione. Ok, lo risuperiamo. So qualche ritiro davanti magari, niente? La batteria ha poca carica, riduci l'erogazione. Qua rischiamo di finire ottavi. Gara negativa, finiamo ottavi e gara negativa assolutamente. Però il problema delle gare al 25% è che è solo una sosta, è tutto meno reale secondo me. Vabbè, aspetto che i vostri commenti, potrei fare quella da 50, però no, ne faccio proprio un po', tanto per riprendere diciamo la mano prima di F1 20, ecco questo sì. Aspetto i vostri commenti raga. Niente, non li prendo più quelli davanti, ho paura. Dovevo fare una qualifica diversa. Non sono lontani però. Cioè in realtà non sono lontani. 3-4 non sono lontani, i primissimi sono ormai in fuga. Vediamo se riesco a prendere almeno quelli. Ma non ho passo. Non ho passo per andarmeli a prendere. Non capisco. Il distacco dal tuo compagno avanti a te. Attenzione. 9,8 ok. secondi. Hamilton fuori, Gigi fuori. Questo è un bel colpo di fortuna. Gigi fuori. Recuperiamo la posizione. Gigi fuori. Ok, via libera. Questa ci voleva, qua devo proprio abbassare l'erogazione, se no, solo che Weber adesso mi asfalta, zio Ken. Guarda, oh ma Weber ragazzi ce l'ha con me. Lotta vera con Weber. I rettilini non posso mettere bassa.
Mamma mia, Weber è proprio attaccato al culo. Ok. Teniamo alta, però Weber è tanto vicino, lui è il DRS. Dai che davanti se le stanno dando Bottas e l'altro che non lo vedo. Devo tenere sorpasso. Non ho veramente più erogazione, eh. Ma come cazzo si può? No vabbè ragazzi, ma... Per carità, bellissimo, ma... Me coglioni. È là che tenta di superarmi sempre, eh. Proviamo a tenere bassa qua per accumulare il più possibile pers. Ma la vedo duretta, eh. Distacco dall'auto davanti. Sì, che ho veramente la macchina più veloce. Cioè, non sto proprio guidando da cioccolataio abnorme, insomma, adesso. Carità. Niente di trascendentale, ma... Neanche proprio una ciofeca assoluta. Ok, qua con bassa, cioè incredibile, con bassa e ho dato via merda. Va bene. Tutto molto curioso. Ah, Gasly Bottas era lotta di là. I piloti che si sono scambiati la macchina. Ma settimo posto molto deludente. Purtroppo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ok, Weber è sempre il primo momento a distanza di sicurezza. Cerchiamo di non fare errori ragazzi, almeno a qualche punto portiamola a casa in questa prima gara dopo tanto tempo. Ripeto, aspetto commenti per capire se volete il 50, è chiaro che col 50 ne posso fare meno. Accumuliamo un po' di ERS e poi proviamo gli ultimi giri a fare qualcosa. Loro se la stanno veramente dando di santa ragione, eh? Bellissima lotta davanti. Beh. Guarda, miglior intertempo con la miscela con erogazione bassa. Sto prendendo un po' la mano di nuovo. In una gara che comunque non è assolutamente favorevole, Germania non l'ho mai amata tanto come gara. Cioè amavo il vecchio Hockenheim, quello sì era qualcosa di epicus. Vai fioi, dai. Adesso devo alzare un po'. Se alzo un po' l'ERS e guido bene, non è detto, cioè posso prenderli quelli davanti, eh. Non è così impossibile. Oddio, lunghissimo qua. Mamma mia, prossima penalità, raga. Dai, vediamo puliti come abbiamo fatto fino adesso. Guarda come se le danno di là, guarda come se le danno davanti, guarda che roba! Questo può solo che essere favorevole per me. E sono qua, signori. Ok, Weber a distanza adesso, benissimo. Adesso tra poco il DRS anch'io. E ce la godiamo. No, non adesso, non adesso.
No, l'errore adesso, però, zio Ken. Ok, stiamo E nonostante l'errore, dell'unità a combustione il mio miglior settore. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Stai zitto. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ok, distanza dal compagno di scuderia. 9,1 Ok, secondi. siamo vicini a Gasly. Ed anche a Bottas, a tutti e due. Mancano 3 laps. Sostenerla bassa e tentare tutto nell'ultimo giro a sto punto. Dai, buttatevi fuori in tutti e due, mongolotti. Qua proprio inchiodato. Ormai ci siamo, ragazzi, ormai ci siamo. Si prevede un final lap comendiano. Abbiamo preso la mano troppo tardi, però una gara non fa il mondiale. Ok. Ah, qua ho sbagliato un po', non l'ho presa benissimo. Valissimo, questa è molto positiva, qua guadagniamo parecchio. Ok, andiamo sul sorpasso e adesso saremo molto vicini, ve lo dico, preparatevi. Attento Kuma, attento, mamma mia che lotta. O tutto o niente qua, Chiude le porte, Bottas. Bottas, chiude la porta. Tieni duro Kuma, tieni duro. Nervi saldi. Riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Ok, inizia l'ultimo giro. Sei all'ultimo giro. Fai nella colla un po' rischiata. Eccoci qua. Eccoci qua. Ti prego, come almeno uno dei due. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno. Mamma mia, qua sta rischiamo il tutto. Lungo, vado lungo però. Ci ho provato, ragazzi. Non ci credo. Vabbè. Ci ho provato, raga. Chi non risica non rosica. Alla fine perdo anche una posizione. L'ho provata, è andata male. Scusate. Ci ho provato, raga. Oh cazzo. Il distacco dalla vettura davanti è 5,7 secondi. Vince Sergione. Cazzo, vince Perez, mio compagno di squadra. Questo mi dà molta pressione, la macchina c'è. Io ho vinto solo una volta in Austria. Qua in Germania però, tanto tempo fa. Devo riprendere assolutamente la mano, ma sono fiducioso. Peccato, finiamo ottavi. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Ah sì, mi mancava, prendo la gomma, sì amore, la prendo. Salutiamo comunque il pubblico tedesco. Oggi la prestazione Vinciamo della come Racing scuderia, Point è stata ma io sono degna fuori da di una tutto. scuderia storica. Si stanno
Quindi diamo un'occhiata alla classifica pilota. Non è stato il weekend migliore per il leader del campionato. Noi siamo che vede ridurre settimi. il proprio vantaggio in vetta. Che Luca merda, Filippi, Perez dopo è in questa fuga giornata rispetto a me. incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Non ci sono dubbi, il titolo di pilota del giorno va Sì, no, a ma... sì. Chi ha Giovinazzi? No, beh, se Giovinazzi rido. Tutti pazzi per Giovinazzi. Pilota di un talento straordinario. Va bene, va bene. Niente raga, saluto il comandone veneziano, però una cosa c'è da dire, siamo tornati anche su F1, il cume ormai è a pieno regime. Ciao!